momento molto dolce. Siamo qui in compagnia di Giulia Vicentini dell'azienda Infermentum. Cosa ci hai portato, Giulia? Ciao a tutti, vi ho portato questo dolce, la torta delle rose, chiamata così appunto perché si possono vedere delle rose in superficie. È un dolce semplice senza canditi all'interno, con un'emulsione di burro e zucchero che la rende molto molto golosa. Ve ne faccio adesso assaggiare un pezzettino. Anche il packaging ho visto che è molto interessante, ricorda un po' quello della torta della nonna, ma per io che non ho tanto tempo di cucinare, c'è una soluzione veloce? C'è una soluzione velocissima perché la torta delle rose basta metterla in forno e statico 150 gradi una decina di minuti, il burro va a sciogliersi ed ammorbidirsi ancora di più, mentre invece lo zucchero di canna che si trova in superficie si rende più croccante e quindi va a fare un bel contrasto all'interno. Non vedo l'ora di assaggiarla, so che mi invidiate in questo momento. Darò un morsettino. Vai. E grazie a Giulia Vicentini per essere stata ai nostri microfoni.